grazie a tutti voi, grazie a Valdagno. Definirmi Leon Veneto mi inorgoglisce ma anche mi preoccupa. Comunque non temo di entrare nell'arena, ecco, questa è la cosa che devono sapere tutti, non in questa sala ma quelli che sono fuori questa sala, perché questo è un momento di chiarezza e di coraggio, vedete, ed è quello che sta solo nella nostra testa, nel nostro cuore, non esiste altrove. È la nostra coscienza, il nostro senso di responsabilità, la nostra dignità che ci deve portare avanti in questa battaglia senza timore di raggiungere l'obiettivo e senza timore che qualcuno possa fermarci. Io ne sono fermamente convinto. Avete sentito questa sera dei bellissimi interventi, per quanto la necessità di contenere questa conferenza in termini ovviamente brevi, però avete sentito un'illustrazione con un profilo storico qualificatissimo. Io ogni volta vorrei lasciarlo parlare tutta la serata, che il professor Paolo Bernardini, straordinario, l'avete sentito con che purezza di riferimenti e di semplificazioni ci ha introdotto sul tema. Avete sentito i profili economici e le ragioni che sottostanno a un progetto che è fattibilissimo, illustrate da Ludovico Pizzati, che ha una storia anche professionale e diciamo di grande livello, e poi da ultimo il profilo politico con Gianluca Busato, che non ha bisogno di essere richiamato perché l'avete appena sentito. A me spetta, perché me lo devo ritagliare questo spazio, una breve digressione sulla questione legale, che poi è quella anche più controversa, apparentemente più difficile, perché vogliono farla apparire più difficile. Però vorrei dire, per cominciare, perché tutti gli interventi, io ascolto sempre con grande attenzione, mi hanno suscitato un interesse e un'emozione. Volevo dire al professor Bernardini, sto studiando in questo periodo, per così completare un ragionamento e un approfondimento sul tema dell'autodeterminazione. Ho scoperto una cosa che interesserà moltissimo a lui, ma non può lasciare indifferenti nemmeno noi tutti, che è accaduta solo nella Repubblica Serenissima di Venezia, quella che è durata 11 secoli, più delle civiltà. Oggi parliamo di diritto di autodeterminazione, cioè il diritto di potersi governare da soli e quindi di lasciare quell'Italia dove siamo entrati 5 anni dopo, tra l'altro, non è che disgreghiamo uno Stato. Siamo entrati in Italia nel 1866, ma l'Italia si chiamava così e esisteva anche prima del 1866, dal 1861. E quindi se noi usciamo oggi, non è che riduciamo quella che è un'entità statuale, perché è nata 5 anni prima e quindi già esisteva in autonomia. Quindi vedete che anche sulle cose più semplici cadono certe obiezioni. Ma la cosa che vi voglio dire è un fatto veramente incredibile nella storia. Dicono gli specialisti, coloro che l'hanno approfonditi, Paolo, che non c'è stato esempio precedente e non c'è stato esempio susseguente. Di cosa sto parlando? Tutti voi sanno, merita 2 minuti sta cosa, che la Repubblica è nata da San Marco, no, da Rialto, il Rivo Alto, e poi a mano si è allargata. E non si è allargata solo in conseguenza di azioni militari, si è allargata in forza di un istituto che non ha più avuto alcuna imitazione, che non ha mai avuto un equivalente nel mondo, che è l'istituto della dedizione, quella che io chiamo autodedizione, che va in sintonia, in sincronia, in collegamento perfetto con quella che è l'autodeterminazione, che in fondo è racchiusa da un'altra parola che è la autodecisione, che alla fine vuol dire libertà. Mi spiego, non voglio essere complicato. Che cos'è la dedizione? C'erano dei territori e delle città libere, sovrane e autogovernate, che vedendo lo splendore di questa realtà istituzionale che era la Repubblica Veneta, spontaneamente, pensateci, spontaneamente, scelsero e chiesero di poter entrare a far parte della Repubblica. Bussavano alla porta: vorremmo essere con te come te, vorremmo condividere il tuo splendore. Guardate che splendore
era responsabilità, perché lo splendore delle istituzioni non è quelle istituzioni che disperdono il denaro, che fanno malgoverno, che malversano i cittadini, che tassano, sono quelle che danno esempio di virtù. Ne è stato accennato prima, c'era il terrore, la preoccupazione di essere designato come doge, perché il doge non prendeva mica Bessi, aveva gli onori, pensate, gli aprivano perfino la posta a lui riservata, la diplomazia, quindi era la massima figura e quello più controllato e con meno potere di tutti, perché la Repubblica aveva il segreto che le magistrature cosiddette, intesi come organi di responsabilità istituzionale, erano di breve durata ed erano a riciclo continuo, per cui nessuno, hanno detto gli esperti, mai sarebbe riuscito a conquistare il potere, perché il meccanismo era talmente complicato che la Repubblica si difendeva da qualsiasi pensiero di arrampicatore, di conquistatore, e infatti per questo era una Repubblica ed è stata inimitabile. La dedizione. Trovatemi uno Stato al mondo che sia accresciuto nel suo territorio, nella sua ampiezza, in forza della dedizione. Semmai il contrario. Io l'ho definita l'autodeterminazione al contrario. Cioè il fatto di poter decidere liberamente di far parte di quella realtà. E lascio qui i puntini sospesi perché sto entrando in un tema, però non potevo non dirlo. La questione legale è la questione giuridica, che oggi dicono ma non è possibile perché l'Italia è una indivisibile e altre amenità. Io vi faccio notare, leggete con attenzione quando interpellano autorevoli personaggi del mondo accademico. L'altro giorno, e invito gli amici che ne hanno la possibilità, ci sono state nel giro di 2 giorni dopo il 28, che c'è stata la risoluzione 44, come vi è stato illustrato, presentata a Indipendenza Veneta, prima volta nella storia del Consiglio regionale che dei cittadini dall'esterno convocano riescono a convocare un consiglio straordinario. Dicevo, adesso ho perso il filo. No, era una cosa particolare che volevo dire, mi è sfuggita, chiedo scusa. La stanchezza mi porta anche talvolta ad avere momenti di defiance. Comunque dicevo che il percorso legale, il percorso giuridico è un percorso che sì, ecco qua, l'ho riagganciato. Due autorevoli costituzionalisti hanno rilasciato dopo la seduta del 28 2 interviste diverse. L'uno ha detto, a richiesta del giornalista, dice: ma quando è possibile esercitare il diritto all'autodeterminazione? Allora uno ha detto: ci sono solo 3 casi previsti dal diritto internazionale. L'altro il giorno dopo ha detto: ci sono solo 2 casi del diritto internazionale. E voi già capite che qualcosa non quadra, vuol dire che le opinioni non sono concordanti. Però uno dei 2, che è più autorevole, ha detto anche, su precisa sollecitazione del giornalista, diceva: ma in Scozia voteranno comunque nel 2014, anche in Scozia è una situazione analoga alla nostra, per cui c'è un divieto costituzionale. Lì ha detto: c'è stato uno strappo concordato. Guardate che quando un giurista parla le parole non sono mai al vento. C'è stato uno strappo concordato. E se non è concordato lo strappo, e se questo che chiama strappo ha comunque un percorso di legalità che non è interna all'ordinamento ma è sovraordinamentale, è al di là dell'ordinamento, perché guardate, c'è un punto fondamentale, non dovete mai dimenticare quando ve lo obietto: noi non siamo contro la Costituzione italiana, noi siamo oltre la Costituzione italiana. E se volete anche in fondo siamo i migliori interpreti di quella Costituzione i cui principi sono impunemente violati da decenni e decenni. Perché non siamo contro la Costituzione italiana ma siamo oltre? Perché oltre non c'è il vuoto, sopra la Costituzione italiana non c'è il nulla, al di là della Costituzione italiana c'è il diritto internazionale.
Allora o si dice tout court che il diritto internazionale non esiste, oppure se esiste abbiamo il sacrosanto titolo di andare a verificare cosa di quel diritto noi possiamo invocare, cosa di quelle norme si attagliano alla nostra situazione. E allora ragioniamoci un attimo, a parte le violazioni che l'Italia dei bari, della legalità, l'Italia della illegalità costituzionale e ordinaria fanno quotidianamente, nella Costituzione disapplicata da loro c'è una norma che vorrebbero anche quella disapplicata dall'articolo 10, il quale dice che l'Italia si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto. Allora non esiste neanche questa disposizione? Esiste, è l'articolo 10. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se c'è un ordinamento sovranazionale l'Italia a quello dà riconoscimento. Tra l'altro qualcuno dice ma non è immediatamente applicabile. Neanche questo è vero, perché nel 1969, nel maggio 1969, a Vienna è stato fatto un trattato dei diritti sui trattati. La legge italiana che ha dato attuazione a quel trattato è del febbraio 1974, dopo 5 anni, e quindi quella è norma vigente. Che cosa dice quella legge del 1994? All'articolo 53. Dice che il diritto internazionale, una volta recepito dal diritto interno, grazie alla finestra dell'articolo 10, è il diritto cogente. Che cosa vuol dire questa parola? Vuol dire che è immediatamente applicabile all'interno dell'ordinamento che lo ha riconosciuto. Direttamente applicabile. Allora uno dice, ma se è direttamente applicabile perché l'Italia si oppone a questo? Ma è naturale che si opponga, noi diciamo, non siamo stupiti. E questo li disorienta, perché chi non è abituato alla legalità, alla democrazia, teme il percorso legale, il percorso democratico. Allora l'Italia si oppone perché, come tutti gli stati, nella sua Costituzione, questo non deve stupire, non prevede il diritto all'autodeterminazione, ma è naturale che non ce l'abbia, perché nessuno Stato al mondo ce l'ha, perché è un diritto sovranazionale, c'è al di là. Se lo riconosce attraverso la porta dell'articolo 10 della Costituzione, lo fa rientrare. E allora perché non rientra? Perché continua a negarlo? Se volete, perché manca un meccanismo di attuazione. Io lo definisco così. Qualcuno dice, ma allora ti rifai comunque a Roma all'ordinamento italiano, alle leggi italiane? No, perché il meccanismo di attuazione lo dobbiamo cercare, impostare e attuare al di là sempre della Costituzione, senza essere contro. Questo è il segreto, è quello che li terrorizza, è quello al quale non hanno obiezioni, ed è la nostra forza, perché finché lo portiamo avanti in modo democratico, pacifico e nella legalità, non ne avremo timore di nessuno di costoro, di nessuno, di nessuno. Allora, vedete, se manca il meccanismo attuativo, è compito della politica riempire lo spazio vuoto. Ecco perché la nostra è un'azione legittima, è un'azione di diritto, è un'azione di democrazia e di legalità. Perché noi utilizziamo il percorso legale, quello che loro sono disabituati a osservare e ad applicare. Non lo vogliono, vedete cosa sta succedendo in Italia, non voglio farvi esempi. Quindi il percorso legale, questo li terrorizza. E il vuoto che c'è tra la legalità italiana, se volete, e quella internazionale, che hanno un collegamento ideale nelle dichiarazioni di principi, ma mancano di un meccanismo attuativo, va riempito da quale iniziativa politica? Da quella che ha attivato con sapienza, con grande intuizione, con approfondimento, con un progetto, non con improvvisazione. Indipendenza veneta. Qui non ci sono dei sognatori,
Non ci sono dei personaggi fantasiosi, ne abbiamo visti anche alcuni. Noi rispettiamo, io li ho difesi, figuratevi, i Serenissimi, li stimo e li rispetto, per loro ho fatto l'impossibile. Sono stati assolti combattendo contro questo Stato che è nemico, ma noi siamo andati oltre. Quello è un fatto storico di cui prendiamo atto, di cui abbiamo avuto rispetto, ma siamo oltre. Abbiamo bisogno di un progetto pacifico, legale e democratico. E allora vedete che cosa abbiamo fatto concretamente? Ci stiamo rivolgendo non più a Roma, ci stiamo rivolgendo all'Unione Europea innanzitutto. All'inizio, ma dico, quando dico all'inizio, 3 mesi fa, cioè sembra una cosa incredibile, si mettevano a ridere. L'ufficio legale in regione ha detto a Zaia: ma non si può, ho detto, non si può perché non è consentito. L'ufficio legale del Consiglio, non si può perché non è consentito. Cioè, non si sono neanche impegnati di studiare un attimino una questione che per la verità non è semplice, è inesplorata. Guardate che i giornalisti scrivono senza conoscere l'argomento. È una cosa invereconda, ma è così. Quando leggete su questi argomenti non sanno quasi nulla, improvvisano, sono dei fantasiosi, sì, quelli sono dei fantasiosi. Ebbene, perché li abbiamo stupiti? Perché rivolgendosi all'Unione Europea, a José Manuel Barroso, abbiamo avuto una risposta positiva, quantomeno come interlocutori, quantomeno come atteggiamento di apertura, di confronto sul percorso internazionale che abbiamo delineato. Questi li ha letteralmente stesi, si sono ammutoliti, perché non ha risposto mentre stava sorseggiando un caffè al bar Barroso. Qualcuno, un giornalista, gli è andato dietro: scusi signor Barroso, lei cosa pensa di indipendenza veneta, che vuole l'indipendenza del Veneto? E sto qua sorseggiando il caffè, sì, una cosa. No, ha risposto a un atto ispettivo preciso, a una domanda scritta, con altra carta scritta, intestato Commissione Europea, il Presidente della Commissione, cioè che il massimo vertice, voglio dire, è l'organo esecutivo, anomalo come sappiamo, ma l'organo esecutivo dell'Unione Europea. Allora, questo fattore ha messo in moto un profilo di legalità sconosciuto, e quantomeno allora dobbiamo ragionare. Questi non sono dei parvenu, non sono così dei pagliazzi. Pensate che io tutto il giorno ho a che fare con le leggi, con gente che è piena di problemi, di rogne, di una giustizia che non funziona. Siamo al 158esimo posto dopo il Burkina Faso. Pensatevi, su 183 stati al mondo siamo dopo il Burkina Faso. No. Che io sia così fantasioso che di sera, dopo 8 ore di lavoro, come stasera avete visto, sono arrivato stanco perché sono stato in ufficio fino alle 7:30, ero annuale ancora, ok? Abbia la sera il diletto di scrivere poesie di sogni indipendentisti. No, signori, la poesia è finita per l'Italia, per noi diventa realtà l'indipendenza. È la realtà che spinge la politica. Sono i fatti quotidiani. La giustizia ho citato, pensate al disastro della sanità. L'altra settimana il salvatore della patria Monti che cosa ha detto? Che non ha più i soldi per pagare la sanità. Le tassazioni, vuol dire i momenti vitali della vita di un cittadino. Nella quotidianità ognuno di noi con questi 3 fattori abbiamo direttamente o indirettamente sempre a che fare. Ebbene, noi non abbiamo di fronte un progetto fantasioso, abbiamo bisogno di un progetto serio. Infatti stasera non ci avete sentito nessuno parlare male dell'Italia, abbiamo solo riferito fatti negativi magari, perché bisogna conoscerla la realtà anche se è negativa, ma noi il nostro progetto non lo facciamo più lustro, più elegante, più bello, più presentabile parlando male degli altri. No, vogliamo che voi capiate la positività della nostra idea, che poi deve essere la vostra idea, perché in fondo un movimento non è una realtà che cerca potere, che cerca spazi. Noi abbiamo in mente l'indipendenza, poi il Veneto sarà come noi tutti lo vorremmo, attraverso consultazioni, con una consulta per la Costituente veneta, e saranno i veneti a dire che repubblica dovrà essere domani, che gestisce questo territorio, che governa questo territorio, che tipo di codici avremo,
quante tasse ci saranno. Nella peggiore delle ipotesi anche il più sciagurato di noi veneti, preso a caso, farebbe meglio di questa Italia meglio. Allora, per tornare al profilo legale, no? Quando Barroso ha detto di sì, si sono inchinati, noi siamo andati, abbiamo bussato alla porta, che abbiamo detto ragazzi, qui bisogna che vi diate da fare. E allora, vedendoli un po' così pusillanimi, un po' incerti, un po' titubanti, abbiamo raccolto nelle piazze, nei gazebo, delle firme, in calce una lettera mandata singolarmente ai consiglieri, ed è un caso dove non dirò il nome del luogo perché non è elegante, però un certo signore, un importante consigliere regionale, che prima aveva detto di non venire a un nostro incontro pubblico, poi ce lo siamo trovati all'incontro. Importante, eh? Allora io mi sono chiesto, dico, ma questo qua che aveva detto di no, guardate un po' stazzo, non una bella sala come questa, fuori da un bar con 2 tendoni, una roba, e ho detto, ma questo qua che aveva detto di non venire, guardate che è un autorevole consigliere regionale, è venuto e ha parlato per primo, ha fatto i complimenti al segretario, ha detto mi avete stupito per la concretezza, per la profondità degli argomenti, no? Sapete perché è venuto? Perché non sono mica eroi questi qua, neanche Zaia, nessuno, no, non ci sono eroi. Sapete perché è venuto? È venuto perché le firmette raccolte, no, nei gazebo, tra le firmette, cioè la firmetta era in calce una lettera, non so se qualcuno di voi l'ha vista, dove sollecitavamo i consiglieri regionali a farsi parte attiva per convocare il consiglio. E lui ha ricevuto 3 o 4 lettere firmate da chi? Da quelli che erano stati i suoi sponsor elettorali. Ha preso paura. Ha detto, come? Quelli che mi hanno finanziato la campagna elettorale hanno mandato la lettera chiedendomi sta roba qua. Allora questa cosa non è una banalità, questa cosa è importante. Capite? Quando gli toccano la sedia, ricordatevelo, questo è importante, la sedia, questi sono terrorizzati, ma tutti. E quindi è nato un interesse ed è stato più facile convocare, grazie poi anche all'iniziativa di Venezia del 6 di ottobre. Ma voglio farla breve per non tediarvi, per lasciare spazio alle domande. Volevo segnalarvi un altro particolare accennato prima. La settimana scorsa in Consiglio regionale c'è stata la famosa riunione convocata dall'esterno. Qualcuno ha detto, ma è stato un fallimento, in fondo hanno votato solo 29, il Consiglio di 60. Calma ragazzi, calma ragazzi. Allora abbiamo avuto 36 presenti e 24 mancavano. 24 mancavano per ragioni di salute o per qualche altro motivo. Non sono forse dei codardi? Perché uno che vuole votare no, va in consiglio, prende il microfono, dice il suo nome e cognome, e votano. E io apprezzo quei due, tra l'altro uno si chiama Marotta, un altro Pipitone, non ne parla tanto da Vadagno, quei due che hanno votato no. Due hanno votato no e si chiamano così e sono dell'Italia dei Valori, tanto che lo sappiate se qualcuno ancora ha qualche vicino di casa che ha interesse per questa partita. Solo 2 hanno votato contro, 2, 24 sono scappati. Uno che vuole votare no. Se io sono contrario a una cosa, io sono sempre per la partecipazione e per il voto. Mi è capitato anche in assemblee di essere da solo, ma se sono convinto di una cosa mi piace il confronto, ma anche se ci sono 80-100.000 persone se ho un'idea contraria e ritengo nella lealtà con me stesso che si debba dire no, dico no. Mi è già capitato e non mi vergogno, non perché sia cocciuto, perché se mi rendo conto che quella è un'idea che va difesa, la difendo. Sono scappati i 24 codardi, sono stati a casa. 2 soli hanno votato no, 5 si sono astenuti e 29 a favore. Voi capite che il risultato è più grande di quello che appare, perché quelli che sono scappati sono peggio di quei 2 che hanno votato contro. E comunque nella legalità delle regole del Consiglio regionale è passata la maggioranza. Ed è passata una risoluzione che solo qualche sciocco, diciamolo pure, o qualche
incapaci di leggere, ha detto che è stata una farsa o cose del genere. È stato un risultato straordinario. Gli abbiamo messo il collare al collo del Consiglio, del Presidente della Giunta, il collare politico. Devono fare quello che voi, che noi tutti insieme, che la piazza gli imporrà di fare prossimamente. Ma vi rendete conto qual è il potere della democrazia partecipata, della nostra determinazione? È sconvolgente. Quel palazzo è un palazzo che trema se solo noi riusciamo a portare e li porteremo in piazza qualche decina di migliaia di persone, se non centinaia di migliaia. Per me è la disperazione, Ma lo vedete qual è la situazione? E tralascio perché già lo sapete, non voglio annoiarmi. Quindi abbiamo un potere straordinario in mano. Gli abbiamo messo il collare politico. Che cosa dice la risoluzione? Dice che urgentemente devono attivarsi con tutti i mezzi, con l'Unione Europea che ha già aperto una porta, quindi gliel'abbiamo aperta noi sta porta. Avranno pur la comodità di entrare, no? Visto che gliel'abbiamo aperta noi, spingendo in tutti i modi legali, democratici e con un buon progetto, perché devo dare atto che il nostro movimento ha avuto una intuizione progettuale, ci sono anche scimmiottamenti del movimento, ma ormai si è capito a distanza di 60-70 giorni dov'è la realtà. Qui c'è un progetto, un'idea, con un percorso, con delle alternative. Se fallisce un passaggio ce ne sono sicuramente altri che vi illustreremo quanto prima. Quindi non temiamo il freddo che può arrivare, il gelo della legalità italiana, che è una legalità di superficie. Avete visto che i carabinieri cominciano a dire che non andranno neanche nelle piazze a contrastare l'opposizione, cioè perché ormai è un paese finito. Non rallentare il declino. Qualcuno ha detto ridurre l'agonia, perché ormai è in agonia e quindi il funerale è pronto. Quindi la legalità, gli abbiamo messo il collare del percorso politico. Devono mettersi in contatto con l'Unione Europea e hanno riconosciuto che cosa? Che lo strumento, guardate che è stato un atto di altissima democrazia, quello altro che hanno riconosciuto lo strumento da impegnare per raggiungere l'indipendenza. Se poi la gente non vuole l'indipendenza, sarà scelta della maggioranza, noi la rispetteremo. Il Quebec ne ha fatto 3 di referendum. Se i veneti non vogliono l'indipendenza, non saremo noi a spingerli, né con nessun mezzo. Lavoreremo ancora per l'indipendenza, ma ne sono convinto dai sondaggi e dalla realtà che questo obiettivo è un obiettivo a portata di mano, non di anni. Se lo vogliamo, se ci rendiamo conto, è questione di settimane o di mesi al più, perché la situazione è tutta favorevole in questa direzione. Allora voi capite che su questo percorso dovete essere ognuno di voi apostolo di informazione, di comunicazione, di spiegazione. Qui c'è un progetto, non ci sono velleità, non ci sono improvvisazioni, c'è una forte visione democratica, legale e pacifica, perché ricordatevi che nessuno di noi intende mettere a rischio i beni nostri o delle nostre famiglie o del nostro territorio. Tranquilli, quelli che dicono sciocchezze ma sarà come la Jugoslavia è perché sono in malafede, perché sono con un concetto di italianità, non con un concetto di valori come vogliamo noi veneti, non con un concetto di democrazia, non con un concetto di partecipazione vera della gente. Questo è il punto, questa è la situazione. E quindi io vi invito a pensare attentamente, a conoscere bene il percorso che noi abbiamo segnato. È un percorso che è a portata di mano, perché vedete solo l'indipendenza, solo questo progetto che può apparire impossibile è in realtà l'uovo di Colombo che ci traghetterà verso la libertà, altrimenti avremo ancora la schiavitù di un'Italia fallita, di un'Italia che non è rispettata al mondo. Vi racconto un aneddoto perché questo merita, è un bellissimo aneddoto. Io abito a Noale, un mio concittadino è stato sindaco di Venezia, conoscete forse il senatore, è stato anche senatore, Mario Rigo. Si è trovato
20 anni fa, quando era sindaco, ho invitato in Cina, a Pechino. C'era una festa straordinaria, c'erano capi di Stato e di governo di tutto il mondo, oltre 100 capi di Stato e di governo, una cosa, i cinesi sapevano. E anche c'era un centinaio di primi cittadini di città del mondo. Allora a un certo punto sono tutti seduti, tutti i capi di Stato, ci sono tutti la tavolata dei sindaci, deve partire sto me, e lui là in mezzo c'è il cerimoniere che impazzisce e dice: caspita, il sindaco di Venezia non c'è posto, non c'è posto, e questi tutti disperati corrono, chiamano il capo cerimoniere, chiamano questo, e dice non c'è posto, non c'è posto. Allora tutti disperati, lui ha detto: uno mi tira di qua, l'altro mi tira di là. Uno parlava inglese, l'altro, insomma, una situazione penosa. Arriva alla fine il responsabile di tutto il cerimoniale, dice: ma come? Dice, il sindaco di Venezia non va con i primi cittadini, va con i capi di Stato. Venezia è stata una repubblica e per noi tale è ancora. Questo è una cosa emozionante. Vedete cos'è la storia? La storia non è un soffio del passato, è una realtà, è una pagina bianca che dobbiamo scrivere noi con la penna della libertà. Buonasera.